Siamo live, buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. L'ospite di questa puntata è Emiliano Colasanti. Ciao Emiliano. Ciao Daniele, ciao Stefano e ciao. Rumore di sottofondo. E ciao rumore di sottofondo. Allora, apriamo la puntata con questa, cioè prendiamo atto del fatto che c'è un rumore di sottofondo che io non sento, quindi ci tengo subito a dire che io non lo sento, ma sono sicuramente il colpevole. Cioè sono colpevole di questo rumore di sottofondo, ma non ne soffro. Quindi vorrei fare un po' un tutorial al contrario, che è un marchio di fabbrica di Tintoria, in cui chiedo alla chat come sentono loro, cosa sentono loro, se sentono questo rumore di sottofondo e eventualmente che suggerimenti hanno per farlo sparire. Inizia il gioco. Spieghiamo bene che se tu ti muti, il rumore si muta. Quindi per quello abbiamo capito che il rumore appartiene a te. Il rumore sono io, perché quindi, scusate, se io faccio così... No, si sente lo stesso. Devi mutarti su... Ma se mi muto da qui... Oh, non si sente più. Che pace, senti che pace. Esatto, che c'è. Finalmente. Tinti, guarda. Ah, ce l'abbiamo fatta. Però, allora, questa cosa, se io mi muto dal mixer, si sente ancora. Sì. Cioè, mi devo mutare da StreamYard. Quindi è proprio StreamYard il problema. Quindi è proprio una questione di tecnologia. Vabbè, andiamosene su Zoom. Di software. Sì, forse è un segno che devi mutarti e parliamo io e Emiliano. E tutta la puntata facciamo noi. Va bene. E io potrebbe accadere qualsiasi cosa. E io a gesti faccio così oppure faccio così. Potremmo pure farla questa cosa. No, mi dispiace perché ho tutte le mie intro. Però allora io intanto mi muto. Sì, no, se dalla chat qualcuno ha dei suggerimenti, li accogliamo. E nel frattempo andiamo avanti con la puntata, perché comunque... ma non ti devi mutare ogni volta. Andiamo avanti e cominciamo. Faccio io le veci di Daniele Tinti. Io sono Daniele Tinti e inizio ogni puntata di Tintoria dicendo come ho conosciuto l'ospite, e io e Emiliano ci siamo conosciuti. Dimmelo quando? Questa è una grande domanda. Ci siamo conosciuti, secondo me, ormai ben più di una decina d'anni fa, credo, più o meno. E sicuramente... A Terrazza Sentimento. Esatto. Era una serata un po' così. Ho ricordi molto vaghi di quella serata. Daniele si chiudeva in camera con delle persone, però non ho capito. No, scherzi a parte. Da grande ascoltatore di Tintoria quale sono, quasi una gran parte degli ospiti che sono passati da qui dicono che hanno conosciuto Daniele per via di Marcello Newman, e io pure ho conosciuto Daniele per via di Marcello Newman. Vedi. Che è il vero grande Deus Ex Machina di Tintoria. Comunque, secondo me, Daniele, quando tu puoi parlare, cioè quando parli è meno fastidioso di quando poi sei in silenzio. Cioè, forse ti devi mutare, devi fare un gioco di apri e chiudi, tipo, non lo so. Va bene, faccio tipo apro, parlo, poi chiudo, cioè chiudo di parlare e chiudo anche l'audio. Giusto. Comunque raponeria non era male. Come sì, guarda, raponeria se ne fa un gran parlare, infatti credo al mod se mi banna tutte le persone che l'hanno scritto, grazie. Perché non è questo, non è di questo, non siamo qui per parlare di questo. Comunque sì, corretto, cioè noi ci conosciamo tramite Marcello Newman sicuramente. Non ricordo la serie esatta, ci stavo pensando prima dell'inizio della puntata, però non ricordo la serie esatta, così se mi dovessi sbilanciare ti direi alle mura. Può essere le mura, ma io mi ricordo anche, però non mi ricordo, vedi se era prima o dopo effettivamente, una serata a casa di Marcello proprio. Può essere, però secondo me era tipo un po', cioè io orbitavo intorno a Marcello fuori dai locali e ci saremmo incrociati. Sì, era qualcosa così, era qualcosa del genere. Una cosa del genere. Allora, Emiliano però sì, non so come si dice in italiano. Io tengo. Tiene un'etichetta discografica che si chiama 42 Records o 42 Records, a seconda di cosa in quel momento sta rappresentando. Tu come la identifichi, con 42 o con 42? Dipende, sono schizofrenico, infatti l'abbiamo scritto a numero apposta, così ognuno la può pronunciare in tutte le lingue che vuole. Una volta ho fatto un collegamento con una radio tedesca e l'hanno detto in un modo in cui assolutamente non capivo, però era interessante stare lì ad annuire.
Dipende, io se non ci penso dico 42, se ci penso dico 42. Il riferimento è appunto La risposta alla vita, all'universo e tutto quanto, da Douglas Adams, Guida galattica per autostoppisti, che è l'unica cosa era l'unica roba su cui andavo d'accordo col mio socio dell'etichetta. L'unica cosa su cui non abbiamo litigato è stato il nome. È stato il nome, questa è una cosa positiva. Tra l'altro 42 è anche l'età che aveva Rapone quando ha iniziato a fare stand-up. Vero. Allora, ma tra l'altro che esiste Fortitudo esiste dal 2007? Dal 2007, peraltro 42 è l'età che faccio io quest'anno, e sta roba me la sto vivendo con un'angoscia totale. Beh, poi peccato per il Covid, perché sennò potevi fare 42, la festa, sì. Non lo so, una cosa così. No, io di solito il giorno del mio compleanno desidero di perire, quindi non credo che avrei voluto fare una cosa del genere. Però a maggior ragione, non lo so, si poteva fare un concertone evento, però invece non si potrà fare niente di tutto questo. Col distanziamento, seduti all'aperto. Vabbè, forse sì. Quando è il tuo compleanno? Il 2 agosto. E allora sì, tutti all'aperto, al mare. Il 2 agosto. Che tra l'altro è una data, cioè, storicamente infausta, no? Per le feste di compleanno cittadine. Però dall'anno scorso no, perché l'anno scorso più o meno il 2 agosto tutti qua stavamo. Tutti qua e tutti liberi, perché poi l'estate scorsa vigeva questo liberi tutti, sì. Cioè che poi non vigeva, però noi avevamo tutti deciso, liberi tutti, allora liberi tutti, e abbiamo un po' preso sotto gamba la questione pandemica. Senti, allora, la prima cosa di cui ti volevo parlare è un po' banale, però allora uno apre un'etichetta indipendente, come si suol dire, indie direbbero alcuni, indipendente direbbero gli altri. Nel 2007 e nel 2021 ancora tiene suddetta etichetta. Quanto però, cioè, in teoria il lasso di tempo è molto breve, perché sono 14 anni. Quanto però cambia avere un'etichetta che tu la apri nel 2007 e poi nel 2021 ce l'hai ancora, e nel 2007 ti approcci alla scena locale, la scena nazionale, o il mercato locale e nazionale in un modo, nel 2021 ti approcci a un'altra scena, un altro mercato. Quanto cambia l'approccio al mercato e quanto cambia appunto la cosa a cui ti approcci più che altro? Vabbè, la roba più interessante è che quando abbiamo cominciato il nostro orizzonte temporale non era breve, ma di più. Cioè io mi ricordo che speravo, se riusciamo a far durare questa cosa 5 anni, cioè veramente abbiamo vinto tutto, no? Chi poteva credere che una cosa del genere poteva durare? Tra l'altro nel 2007, cioè, il mercato discografico era in un momento di una crisi profondissima. Io avevo letto questo saggio di Paul Morley, che è uno scrittore inglese che ha scritto libri pubblicati anche da ISBN, che salutiamo Paul. E Paul Morley aveva scritto questo articolo sul Guardian nel 2006, dove diceva che il 2006 era praticamente l'annus horribilis dell'industria discografica, e che però era l'anno da cui si doveva ripartire, cioè che si era scavato talmente tanto sotto le macerie che da quel momento in poi poteva nascere una nuova idea di discografia. E io facevo il giornalista musicale da un po', avevo avuto una storiaccia di giornale chiuso con editore che scappa con i fondi, non pagato, ero tipo in una fase della vita in cui passavo le giornate sul divano a non fare niente, e a un certo punto ho detto no, devo fare una roba mia, ed è nata questa cosa. Però non è che c'era chissà che missione, la missione era io con Giacomo Fiorenza, che è il mio socio, pubblichiamo dischi che ci piacciono, salutiamo. Pubblichiamo dischi che ci piacciono, di gruppi che ci piacciono, che magari per noi sono meritevoli di attenzione, ma nessuno ancora li nota. Io ero un giornalista musicale all'epoca promettente, no? Ho fatto tutto il passaggio da promettente a solito stronzo senza mai diventare venerato maestro di niente. E lui era produttore, aveva fatto un sacco di dischi importanti della musica italiana, dal primo degli Offlaga Disco Pax a tanta roba di livello di quegli anni, Benvenue, cioè roba che all'epoca, quando l'indie era ancora indie, erano molto in vista. E ci siamo messi insieme a fare sta cosa, ma veramente non avevamo idea. Cioè io sicuramente non sapevo cosa volesse dire fare il discografico, non sapevo cosa voleva dire fare il manager, l'ho scoperto pian piano, ho anche studiato per farlo pian piano, imparato poco il mestiere, no? Letteralmente come il garzone di bottega.
Quello che è cambiato, allora quello che non è cambiato, ecco, dico prima quello che non è cambiato, che è più facile, è proprio questo approccio un po' da artigiani della musica, con la differenza che magari adesso l'artigianato è arrivato letteralmente nei tavoli delle riunioni dell'industria, e questa, no, è un po' la cosa che è cambiata, cioè che noi comunque con lo stesso spirito e approccio ci ritroviamo però a fare i conti con realtà molto più grandi di noi. Se nel 2007 qualcuno mi avesse detto nel 2021 porterai una roba a Sanremo e quella roba spaccherà tantissimo a Sanremo, e io avrei detto ma chi cazzo ci va, cioè, si può dire cazzo su Twitch, no? Sì, cioè, sì. io avrei detto ma chi ci va a Sanremo, ma dove, si può dire solo cazzo praticamente. ok, cazzo si può dire, Cazzo si può dire. Hashtag. E quindi è cambiato questo, ovviamente. Poi il nostro approccio è più o meno sempre lo stesso, cioè scegliamo le cose in base al gusto, in base agli astri, nel senso che se i pianeti si allineano, poi i progetti prendono vita, abbiamo un po' più di responsabilità, cioè nel senso che comunque adesso, cioè, appunto, siamo una piccola bottega di città, anzi 2 città diverse, perché poi Roma e Bologna, però abbiamo insomma conti da far quadrare e soprattutto uno standard da onorare, ecco. E, senti, tra l'altro hai detto una cosa, che poi il metodo è sempre quello, però poi è un po', c'è una sorta di divinazione, cioè tu prendi un progetto perché dici è figo sto progetto, però anche dopo tanti anni tu non puoi sapere effettivamente se poi andrà bene o quanto bene andrà. No. Ma penso anche nell'immediato, cioè tu adesso con la Pesce di Martina a Sanremo, bomba, vanno a Sanremo e dici mazza sta canzone è molto bella, però quanto prevedi questa canzone spaccherà e sarà meme e sarà strasentita da tutti quanti, e quanto dici cioè quanto lo puoi prevedere quello? Allora vi racconto sta cosa. Durante la settimana di Sanremo, tra tutte le persone dello staff prima lavoravamo a questo progetto, avevamo fatto una scommessa su tipo, no, i risultati, perché vabbè, la cosa di quella Pesce di Martino è andata così, e il 18 dicembre gli annunciano a Sanremo, e nonostante loro venissero da una carriera decennale importante, di culto, premi Tenco, libri con grandi editori, dischi comunque andati bene, concerti con della gente, li annunciano a Sanremo e Twitter esplode. Ma chi cazzo sono questi? Cosa che succede ogni volta che viene annunciato il nome di Sanremo. Da quando c'è stato questo annuncio a quando è cominciato Sanremo, io non so cosa è successo, ma improvvisamente ci siamo ritrovati favoriti, cioè da outsider totali a tutti che dicevano come con la Pesce di Martino, perché i giornalisti avevano ascoltato il pezzo e effettivamente io mi ero intrufolato quando hanno fatto gli ascolti, c'era un'area per i discografici dove li mettevano da lontano, e vedo, no, che fanno ascoltare questi 26 pezzi, una tortura, ma non perché i pezzi erano brutti, ma stare tutti in una stanza con distanziamento delle mascherine ad ascoltare 26 pezzi. Passa il nostro ed è l'unico per cui la gente fa un applauso durante il pezzo, non hanno per nessun altro. E quindi io dico, chiamo tutti dicendo, minchia, incredibile, cioè questo pezzo è piaciuto, però non potevamo pensare che andava così. Nella settimana di Sanremo avevamo fatto una scommessa tra di noi sui risultati, perché poi dicevo adesso ci danno tutti per favoriti, ma tanto succederà che comincia il festival, arrivano i super big e noi cadremo di brutto, come poi è successo. Noi siamo arrivati alla serata del venerdì che con la Pesce di Martino erano 17esimi e ormai era il festival è finito, sono andato a divertirci, è partito il delirio. E comunque avevamo fatto questa scommessa, e nella scommessa io dicevo, io ero quello che aveva scommesso il risultato migliore, che era facciamo il 1.000.000 di ascolti quando ancora non è finito, cioè durante la settimana di Sanremo, a fine settimana di Sanremo facciamo il 1.000.000 di ascolti, e l'abbiamo fatto al secondo giorno e mezzo, quindi quando l'abbiamo fatto era già assurdo. Mi ricordo che abbiamo festeggiato per l'8° posto nella classifica di Spotify come se avevamo vinto i mondiali. Ma infatti, scusa, il 1.000.000 di ascolti, domanda tecnica, il 1.000.000 di ascolti come si calcola? Cioè il 1.000.000 di ascolti su Spotify, il 1.000.000 di ascolti su... Qua dico proprio era il 1.000.000 su Spotify. In realtà okay, il 1.000.000 di ascolto si può, cioè gli ascolti si calcolano, semplicemente c'è un sistema interno del nostro distributore digitale che ti fa vedere tutte le piattaforme, tutti gli ascolti. Quindi okay, quanto stai facendo su Apple Music, quanto su Amazon,
quanto su Spotify. YouTube non conta, diciamo, in questo calcolo. Sì, più o meno è tipo Spreaker, una cosa del genere. Quindi comunque hai tutte le piattaforme e tutti i dati. Quindi poi sono arrivati quarti, mi pare. Sono arrivati quarti. Noi tra l'altro avevamo fatto uscire un video dove loro dicevano che volevano arrivare quinti, eppure quella era una roba ironica, perché chi cavolo pensava? Cioè, quinti per noi era dire, diciamo, una cosa assurda. Cioè, Renga ultimo con la Pesce di Martino quinti, com'è possibile? E invece è andata più o meno così. Ovviamente abbiamo rosicato come pazzi, perché, cioè, letteralmente, come ho detto prima, noi siamo arrivati alla serata del venerdì. Allora, a noi della gara non frega niente. In generale, il motivo per cui abbiamo fatto questa operazione era 10 anni di carriera. Loro due fanno canzoni, sono dei cantautori, fanno canzoni pop, le festeggiamo sul Parco Nazionale Popolare, e poi, se ce va bene, quest'estate, se ci fanno fare qualcosa, magari facciamo un tour che è lo spin-off del tour dell'anno scorso, così chiudiamo sta roba facendo un po' di spettacoli, pochi che riusciamo a fare. L'anno scorso con la Pesce di Martino ne hanno fatti 12, si sentivano fortunatissimi, quindi sapendo la situazione in cui viviamo, noi abbiamo detto magari ne facciamo un'altra decina, salutiamo e ognuno torna a fare il solista. Cioè, il nostro motivo per fare Sanremo era solo quello. Tant'è che questi due brani, i due brani che hanno presentato a Sanremo, dove poi ne hanno preso uno, erano due brani che hanno scritto per un'eventuale riedizione dell'album, non erano pezzi che hanno scritto per Sanremo. Abbiamo saputo che c'era dell'interesse e gliel'abbiamo mandati, no? Però era tutto impronosticabile, tutto quello che è avvenuto. E come dicevo prima, noi siamo andati alla serata del venerdì, dopo che prima serata tutti dicono con la Pesce di Martino bomba, prima serata Noni, che votava la demoscopica, seconda serata vota l'orchestra, loro portavano una cover di Battiato, tutti era tipo, vabbè, con la Pesce di Martino, con Battiato, figuriamoci, cioè l'orchestra li voterà a manetta. L'orchestra vota Ermal Metal primo, Ermal Metal, ho detto come i Naziskin, Ermal Metal primo, Orietta Berti seconda, con la Pesce di Martino tipo 15esimi. Con le medie delle classifiche eravamo 17esimi. Arriviamo al venerdì mattina che il clima, cioè, era proprio in ciabatte a dire stasera ci divertiamo, ormai sti cavoli, sta cosa è finita. Cioè, mannaggia questi che hanno detto che eravamo favoriti e ci hanno messo l'ansia. E quella sera, alla fine di quella sera, erano primi, poi. Quindi tutto casuale. Ma infatti è successa quella cosa strana che io adesso, cioè, parlavamo di loro, io ovviamente ho in testa la canzone e ho dovuto pensare per qualche secondo a chi aveva vinto Sanremo, cioè non me lo ricordavo subito, mentre invece anche la canzone non me la ricordo, per dire, quella dei Maneskin, invece quella cioè, con la Pesce di Martino che salutiamo. Cioè, quindi c'è sta cosa strana comunque che anche se uno vince poi alla fine non se lo ricorda, quindi se invece arrivi quarto allora invece te lo ricordi. No, ma poi tra l'altro se vinci, che comunque non sei un nome grosso, rischi poi l'effetto Gialisse, no? Che se non vai a rifare quella cosa costantemente diventi una meteora. Cioè, noi siamo andati a fare questa cosa sapendo che con la Pesce di Martino a Sanremo poi ovviamente tutto potrà essere smentito, ma loro non ci andranno più. Anzi, come duo è sicuro che non ci andranno più, ma vedo anche da soli, cioè il modo in cui abbiamo vissuto questa esperienza era once in a lifetime, era la prima volta per me, prima volta per loro, prima volta per tutti, no? Perché poi c'era questo discorso del Covid, dei protocolli, dello stare chiusi in alberghi, di vivere in una maniera stranissima questa esperienza. Cioè noi eravamo in un albergo dove c'eravamo solamente noi, quindi staff con la Pesce di Martino, eravamo 9 persone, staff come cose, gente di Sony che lavorava con entrambi e la banda della polizia. Stupendo. Quindi comunque vivere una settimana con 76 sbirri sempre dietro la tua porta non è proprio semplice. Ma infatti ti volevo chiedere, vi sentivate sicurissimi, eravate sicuri, cioè che nessuno vi ruberà niente, che invece di solito negli alberghi di Sanremo quanto si ruba. No, il grande problema era che ovviamente, cioè, tutti si dovevamo fare un tampone al giorno, no? C'era il tampone dello staff e poi c'era il tampone per quelli che potevano entrare in teatro, perché in teatro entravano solo i due artisti e un accompagnatore, che ero io. Quindi praticamente chi entrava in teatro si poteva fare questo tampone della RAI. Tra l'altro c'era la differenza tra i tamponi, diciamo, interni, che erano tamponi mano di fata, secondo me fatti apposta per non trovare, e poi i tamponi della RAI in cui arrivavano con la trivella. La polizia aveva i suoi tamponatori ufficiali e la sua stanza, che era esattamente di fronte, a metà
tra la mia stanza e quella di Di Martino, e i poliziotti si facevano i tamponi ogni mattina tra le 7 e le 9, quindi per noi era un inferno, andavamo a dormire, già Sanremo finiva alle 2, cioè con l'adrenalina e tutto andavamo a dormire alle 5 e alle 7 avevamo la polizia che proprio, Antonio, ma che dici? Ma oggi che dobbiamo fare con la banda? Ma senti, poi dopo la performance partiamo e torniamo direttamente giù. Grandi dialoghi. Ma perché poi la banda della polizia che faceva a Sanremo? La banda della polizia ha inaugurato il festival. E poi hanno suonato. È rimasto tutto il tempo? No, sono andati via il mercoledì, però fai conto che tutti noi che partecipavamo a Sanremo per ragioni di bolla, ovviamente Covid, noi siamo arrivati tra chi il sabato e chi la domenica. Okay. Quindi noi ci siamo fatti da domenica a mercoledì. Tra l'altro i giorni pre-festival, cioè veramente non potevi uscire mai. Quindi eravamo in questo hotel con 76 poliziotti e noi da soli, insomma, un'esperienza particolare. Sì, che poi manco ci fai un saluto alle forze dell'ordine, amiche di Tintoria. Che poi appunto sei in una situazione in cui neanche ci chiacchieri, dici com'è suonare nella banda della polizia perché c'è il Covid e quindi niente, cioè stai là chiuso in una stanza e li senti e starnutivano. Io ho questo problema quando mi faccio i tamponi rapidi, che faccio il circo tutte le volte nella tensostruttura. Questo lo dico per chi non fosse a Roma, non so come sono accittate nel resto d'Italia, però qua fuori dalle farmacie ci stanno le tende dove si entra e ti fanno il tampone. Sì. A me, tra una narice e l'altra, io già inizio a starnutire, proprio appena fanno così, io comincio acciù. Poi fanno rimettere la mascherina e cominciano a sparare tutta la mucchina nebulizzata nell'aria gente che si affaccia, gente che fa oddio, sarà così anche per me, e questo tra una narice e l'altra, quindi l'infermiere fa smetti di starnutire che se no te la devo rifare anche all'altra narice che mi si secca tutto, io faccio scusi con le lacrime agli occhi, e poi l'altra narice mi fanno adesso vattene via. Ogni volta che io faccio il tampone succede un casino in via Eurialo e volevo sapere se avendo sentito tanti tamponi c'era qualcun altro come me, perché ogni volta guardo quelle prime dicendo speriamo ci sia qualcuno che si umilia quanto me. A me è successo una volta ed è stato abbastanza umiliante proprio di essere io il protagonista di questa cosa, però l'ho sentito accadere. Tra l'altro una roba interessante è che appunto, cioè, io da Sanremo in poi penso di avere fatto 30 tamponi in questo mese, quindi ormai sono diventato un super esperto e ho capito che c'è, cioè, ognuno ha la sua tecnica, no? A me mi hanno sempre fatto buttare la testa indietro e invece la signora che ti tamponava all'Ariston, cioè quando questo è stato solo il primo giorno alle prove, ti facevano il tampone all'Ariston, la signora che ti tamponava all'Ariston ti diceva abbassa la testa e ti faceva il tampone così. Mai visto, e devo dire che è una tecnica che poi quando me l'hanno richiesto di farlo così ho detto no, io mando indietro, preferisco. Perché fa male? È più doloroso? A me ha fatto un effetto strano, però dice no, guarda che è molto meglio, perché allarghi di più le narici e non hai l'ansia che vado in su che mi vedi entrare. Vedi, molto interessante, molto interessante questa tecnica. Ma personale. Sei sicuro che fosse un infermiere, un personale sanitario? Quello veramente stavano installando il 5G. Esatto. Chiudi gli occhi e non fare caso a questo rumore di chip. Senti, allora hai detto una cosa, che questo Sanremo è stato la prima volta con la Pesce di Martino, prima volta per 42, ma prima volta un po' per tutti perché non c'era il pubblico. Ecco, la questione pubblico a Sanremo, per esempio, come l'hai vissuta? Perché secondo me a Sanremo, poi per una questione simbolica si è deciso il pubblico non ci doveva stare, ma il pubblico a Sanremo ci poteva stare, cioè nel senso ci sta negli studi televisivi, se tu tamponi tutti quanti, li tieni chiusi in un albergo, come chiunque altro, cioè come chiunque altro sta al festival, fai metà sala, tamponi tutti quanti, non potete uscire dall'albergo, siete il pubblico di Sanremo, che fai? Non lo fai? Cioè, io e Rapone abbiamo fatto stand-up come prove a un programma di cui non possiamo dire niente, però cioè, se noi potevamo fare stand-up, perché non si poteva fare Sanremo? Certo. La roba divertente secondo me è questa qua. Di fatto a Sanremo si è svolto senza pubblico per ragioni puramente catastali, perché l'Ariston è accatastato come teatro e poi è un cinema, cioè non so se lo sapete, ma l'Ariston principalmente è un cinema, è proprio il cinema di provincia che programma cinema. Ed è accatastato come teatro. Ovviamente cinema e teatro sono chiusi, per cui ne è stata fatta una battaglia simbolica, mentre ci sono, non so, anche il posto dove facevano X Factor è un teatro
che si sono costruiti apposta, ma l'hanno chiamato Arena e quindi Arena si può fare, perché l'Arena TV teatro non si può fare. È vero però che poi magari sarebbe stato complicato gestire quella mole di persone, infatti era uscito fuori il discorso surreale della nave, che secondo me era perfetto per girare un horror. Cioè, comunque, allora il pubblico di Sanremo, no? Cioè chi entra in sala a Sanremo, normalmente cioè l'abbonato Rai a cui regalano il posto, matti che spendono robe tipo 15.000 euro l'anno per portarci una famiglia a vedere uno show che comunque dura 6 ore, da cui non ti puoi alzare manco per andare a fare la pipì, insomma abbastanza tosta. E poi ci sono Giletti, Parietti, tutti quei personaggi lì che fanno parte dell'ecosistema dell'Ariston. In questa situazione sarebbe stato strano gestire questa umanità così varia. E non lo so, io ovviamente sono da operatore del settore, come voi, sono interessato e molto colpito dal fatto che in tutta Europa si sono fatti esperimenti per poter fare gli spettacoli con il pubblico, no? Esperimenti in cui realizzando i tamponi rapidi hanno fatto entrare la gente col distanziamento o senza, con le mascherine o senza. E Sanremo per me era l'occasione per fare questi esperimenti anche qui, perché c'erano i soldi della Rai, i soldi del comune, quindi le economie che permettevano di poter fare tutti i controlli del mondo, come poi hanno fatto per gli artisti, gli staff e l'orchestra, potevano farlo anche per il pubblico, e comunque davamo un segnale al settore, perché se Sanremo si svolgeva dentro un teatro con la gente, senza casi emersi nei giorni seguenti, probabilmente sarebbe stato un bel segnale. Io penso che dopo un anno di pandemia dovrebbe essere necessario pensare a dei segnali di ripartenza piuttosto che dire non si fa e basta. Però è la mia visione. Cioè, immagino che se ci stava uno anche solo, cioè come è successo, che era Ermal Meta, che era stato... No, Irama. Irama, che salutiamo. Cioè, se anche ce n'era uno solo così, perché comunque io immagino anche lui abbia fatto tutti i controlli, anche come voi, e poi però alla fine il risultato allora, è positivo, e quindi è risultato positivo uno dei parrucchieri, se non mi ricordo male, e con il tampone fatto all'arrivo a Sanremo, quindi è stata una roba pre-bolla. È stata una roba pre-bolla, cioè non una roba accaduta durante il festival, è stata una roba pre-Sanremo, pre-bolla. E la bolla ha retto. Pre-bolla perché voi eravate la nostra NBA. Sì, praticamente sì. Io speravo che proprio come la NBA ci facessero andare 14 giorni prima. Poi capito, con i musicisti, cioè con l'NBA è successo che gente è stata espulsa perché è scappata per andare a ritirare orecchini da 10 milioni, oppure perché ordinava il delivery di nascosto che non gli piaceva il cibo. Io già pensavo da noi, cioè un giro di, secondo me, Glovo, di spacciatori mascherati da Glovo, già mi immaginavo grandi storie da poter raccontare, perché insomma la musica, il rock and roll, no? Bisogna avere quest'area di maledettismo. Certo. E invece no, banda della polizia, tamponi. Il contrario del rock and roll, banda della polizia e tamponi tutto il giorno. No, è vero che, guarda, io leggendo un po' anche i tuoi post, ci pensavo che Sanremo poteva essere un momento che diceva, guarda, vedi, se in un teatro così tu riesci a fare X pubblico, perché poi non è che Sanremo si dovesse svolgere come sempre, però fai X pubblico mascherato e se può fare, allora magari dici, ok, allora a teatro si può fare, il teatro si può fare a queste condizioni, o il cinema si può fare a queste condizioni, che sono condizioni scomode e chiaramente macchinose, però è meglio di non si fa più teatro, non si fa più cinema. Se non sbaglio, il piano che avevano diciamo presentato per poterlo fare col pubblico prevedeva solo la galleria piena, quindi comunque una capienza molto limitata. Cioè nell'Ariston c'entrano normalmente 1500 persone, a Sanremo ne fanno entrare solo 1 migliaio perché l'orchestra si mangia parte della platea, perché la buca dell'orchestra è metà platea praticamente. Quest'anno addirittura mettevano solamente, quindi in uno spazio da 800 persone e in galleria 400, mi ricordo si parlava di intorno ai 400 col distanziamento, e poi avevano fatto sta roba dei nuclei di congiunti. Cioè secondo me era un esperimento che aveva senso fare, anche perché insomma le battute di Fiorello avrebbero funzionato un pochino di più, perché quella roba lì senza pubblico, cioè da spettatore / lavorante a Sanremo, io ho vissuto proprio questo
e ho vissuto proprio questo incubo di... cioè, ho proprio visto come Fiorello è diventato come i cattivi del wrestling, cioè è passato da quello che fino al... tutti, oh c'è Fiorello, ah, oddio, mo c'è Fiorello, deve fare la gag. Cioè lo spirito era... E lui poveretto, perché comunque salire sul palco e far ridere senza sentire la risata, lo sapete meglio di me, penso sia devastante. Esatto, cioè, erano le prove generali di LOL, che non so se hai visto. Sì, ho visto. Esatto, che è esattamente quello. Tu non fa delle battute divertenti e la gente ti guarda ferma. Per Fiorello è ancora più difficile, perché come scrivono in chat c'erano addirittura dei palloncini, che forse ti senti ancora più preso in giro e dici guarda, forse preferisco niente, preferisco i ghigni mascherati dell'orchestra a dei palloncini. Ma tra l'altro mi viene in mente questa cosa, no? Che anche tra di noi eravamo divisi per Sanremo, cioè sull'idea meglio pubblico e non pubblico. Per esempio c'era Di Martino più o meno disperato dall'idea che non ci fosse il pubblico, gli faceva strano. Con la Pesce invece pensava, perché comunque avevamo fatto 4 prove all'Ariston vuoto, quindi diceva ormai l'ambiente con le luci accese, la TV, Amadeus, anche se non era smoking, l'abbiamo visto, abbiamo capito com'è, quindi sarà facile, cioè non avremo l'ansia. Poi in realtà quando poi tutte e due si sono ritrovati a performare veramente, la mancanza del pubblico l'hanno sentita tantissimo. C'è anche quella Pesce che diceva secondo me sarà più facile, perché piuttosto di trovare, capito, quello che sta seduto da 6 ore e non sa chi sei tu ed è lì solo per lo show, e comunque era un pubblico difficile, tu devi ti giochi tutto in quei 4 minuti, non è che hai... Cioè, questa è una cosa che noi abbiamo notato partecipando quest'anno a Sanremo, no? Che chi arriva dai talent, cioè chi è abituato, quelli che arrivavano dai talent, che erano in gara, quindi che sono abituati alla televisione, erano proprio ready to kill, diritti, portavano a casa la loro performance perfetti. Tutti quelli che vengono dal mondo dei live e che magari sono abituati che i primi 3 pezzi si sente e non si sente, poi la dinamica te la devi gestire su una roba lunga 1 ora, tutti quelli hanno fatto un po' fatica, e loro due alla fine, proprio finita la prima esibizione, cioè sono usciti dicendo no, senza pubblico proprio è la morte, non va. Vedi un altro parallelismo tra la stand-up e la televisione, che un conto è quando fai il tuo spettacolo di 1 ora che parti piano e chiacchieri e fai quello che vuoi, e un conto è quando registri per Comedy Central, ok, siete 38 comici da 5 minuti, pronti, via, boom, 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 entri, buonasera, non puoi dire ciao, non puoi dire niente, devi partire subito, battuta, ciao, grazie, esci dal palco, finita la tua performance comica. Non è esattamente la stessa cosa, e quindi vedi ancora una volta i talent tanto criticati, ma forse la via da percorrere è quella lì. Diciamolo anche a tutti. Oh, senti, allora... forse no, forse no. Ti chiedo questa cosa. Tu hai etichetta indipendente, gruppo emergente, cantante emergente, qualcosa emergente. Li consiglieresti mai? Senti, ma secondo me tu c'hai questa cosa qua, sparati un Italia's Got Talent, vatti a giocare tutto a X Factor. Allora, hai mai pensato? È complessa. Più che ci ho pensato... A me annualmente arriva una proposta di quel tipo, cioè annualmente mi dicono ma non è che c'è qualcuno dei tuoi nuovi, quelli che stai lanciando adesso, che potresti mandare, e non so se poi magari in futuro questa cosa accadrà, no? Però il mio pensiero è che spesso si fa passare il concetto che il talent sia l'unico modo per lanciare nuovi artisti, l'unico modo per fare musica in televisione, così come Zelig magari poteva essere considerato l'unico modo per fare la comicità in televisione, quando quel modo di fare comicità era quello imperante. E il mio pensiero invece è sempre stato no, proviamo a dimostrare a quel mondo che le cose si possono fare in un altro modo, magari con più fatica, venendo dal basso, costruendo il percorso in un modo diverso. Però per me la cosa più interessante è sempre stata quella. Poi, cioè, in generale io trovo il meccanismo dei talent un po' in crisi, no? Se come vedi ormai i talent cambiano i regolamenti, prima erano basati solo sulle cover, ora ti fanno fare gli inediti perché così hai roba da far ascoltare su Spotify, però la gente non si affeziona e televisivamente funziona meno, anche se discograficamente funziona di più. Cioè, tutta una serie di cose che sono complesse. Io la dico così, secondo me è pure un po' finita quell'ondata. Io ho questa sensazione qua. Cioè, comunque, il successo di cose come la trap italiana ha mostrato a ragazzini letteralmente di 17-18 anni che si poteva diventare big
facendo la propria cosa col proprio gruppo d'amici, con l'amico con la 7D che ti fa il video e l'amico producer che ti fa le basi, no? Io ho lavorato per un anno ad X Factor, ho fatto quello che fa le preselezioni e mi è capitato di avere alle preselezioni, di trovarmi davanti un trapper che poi ha avuto la sua carriera di discreto successo e lui mi ricordo che mi disse proprio: io ci sono venuto perché mi avete chiamato, però cioè, io ho fatto un video, l'ho messo online, ho fatto 300k dei views su YouTube, io lo so che se non vengo a fare sta cosa tanto domani arriva qualcuno e mi fa un'offerta. E non lo fece, disse di no, ed è esattamente andata, cioè, è esattamente andata così. È esattamente andata così. Quindi la dimostrazione è che quella roba è nata in un momento in cui c'era l'underground e per quelli dell'underground era impossibile riuscire ad arrivare a una ribalta televisiva e poi c'erano i talent che invece erano l'unico strumento che le major avevano per creare fenomeni da zero. Cioè prendi un Mengoni che suonava cover a Ronciglione e lo trasformi in una superstar. Adesso quel meccanismo non funziona più, è cambiato proprio tutto, secondo me. Dicevi esatto, c'era l'underground e i talent servivano alle major a portarli su. L'underground, questa è una domanda che faccio a tutti i per ora pochi musicisti che sono venuti qua. L'underground c'è ancora come prima? Perché mi spiego, quando noi ci siamo conosciuti per l'appunto, io divento amico dei Jaggeries che suonavano in una scena romana che era una scena autoriferita, piccola, come erano un sacco di scene, cioè nel senso c'erano quei locali dove si andava tutti i giorni o a suonare o a sentire gli altri che suonavano, e c'erano quelle, non so, 500 persone, meno di 500 persone a Roma, che giravano quei locali, si vedevano, si sentivano, suonavano insieme, si davano consigli, si davano cose, però c'era proprio una minuscola scena che di successo limitato. Poi arrivano i Cani, che già erano un'anomalia per quella scena, perché invece nascono sul web, come si suol dire, boom, esplode tutto, scena romana, incredibile, l'indie italiano, non è più indie, è pop, straordinario. Quella roba lì c'è ancora, cioè i localetti sfigati con le band sfigate che stanno là e suonano, ci sta ancora, oppure l'equivalente di quella roba è tipo: ho fatto il mio pezzo, lo metto su SoundCloud e così spacco e rompo tutto? Allora, vabbè, ovviamente parlare di localetti nel 2021 cioè, è triste, no? Perché purtroppo la pandemia, anche i pochi che c'erano, li ha più o meno stavo dicendo spiazzati, no? Li ha più o meno spazzati via, nel senso che comunque secondo me c'era un cambiamento in atto del sistema musicale evidente. La cosa che hai detto tu è innegabile. Spessissimo, no? Essendo io coinvolto anche nei Cani, quando poi c'è stata tutta l'emersione della scena romana con Calcutta, i giornalisti e tutto quanto, anch'io mi sono ritrovato più volte a rispondere a 1000 domande sulla scena romana, e proprio con Niccolò, che salutiamo, visto che è stato anche un ospite di Tittoria, ci siamo sempre detti che era strano che sta roba della scena romana stava diventando una discussione nazionale nel momento in cui già a Roma era finito tutto. Cioè la scena romana mette le basi su quel periodo di cui parlavi tu, in cui c'erano locali e soprattutto gruppi, potevano fare anche 300 persone a sera senza uscire dal raccordo. Era impressionante. C'era il momento in cui di fronte alle mura c'era il Mezz e sembrava di stare a Austin, che uscivi da un posto e entravi in un altro, no? E nell'arco della stessa serata vedevi più cose. Quando però nel 2016 escono praticamente insieme, prima Mainstream, poi Aurora dei Cani, poi arrivano dei giornalisti, quel mondo lì era già morto. Cioè a Roma molti di quei locali erano chiusi, la comunità underground di gente che si muoveva per andare a vedere i live c'era molto meno. E un episodio che sicuramente è successo è che anche i club che hanno basato la loro carriera sulla proposta nuova hanno cominciato a fare altre cose, no? Magari tipo era più conveniente mettere da parte dei soldi per portare il nome che già sapevi che tirava un po', quindi il nome chiacchierato in hype, che investire ogni sera per far suonare il tizio sconosciuto. Secondo me c'è stato anche un problema proprio di ricambio generazionale, perché noi che uscivamo, che andavamo nei locali, abbiamo cominciato ad andarci un po' meno e quindi è diventato meno il centro di quella cosa lì. Poi su Roma, nella fattispecie, visto che siamo tutti e tre qua e parliamo di Roma un pochino, è anche successo che si sono fermate una valanga di serate dove
più che fare un concerto, cioè dove invitare un gruppo che nessuno conosceva e dargli il palco per un'ora, si facevano questi mega format con la house band che suonava, il tizio con la chitarra, e fanno le cover, 1000 cover, no? Penso ai vari spaghetti unplugged, Decathlon alle mura. Cioè solo a Roma era nata questa nuova realtà di serate che però secondo me hanno un po' cambiato in negativo l'ecosistema musicale. C'è da dire che infatti secondo me gli stessi locali hanno sopravvissuto buttandosi su altre cose, no? Cioè la stand-up ha invece avuto secondo me forse il suo periodo d'oro per quanto riguarda le serate. D'oro nel senso che si sono cominciate a fare, perlomeno. Una volta non esistevano serate di stand-up, improvvisamente chi è fan della stand-up sa dove andare. Proprio in quegli stessi locali ci siamo andati a prendere quegli spazi. Ci avete preso tutto. Abbiamo anche fatto un decathlon, se non ricordo male. Ti ricordi, Daniele? Che... Sì, alle mura, dove c'era... Alle mura, esatto. Sì. Però vabbè, come dicevi te, l'underground esiste sempre, si sposta in altri luoghi, c'è tutta la roba del SoundCloud rap di cui parlavi te, ma non solo, che esiste, è viva, e in generale poi la verità secondo me è che ormai non esiste più il mainstream, cioè è tutto un insieme di grandissime nicchie, piccole o grandi, che occupano lo stesso spazio, no? Alla fine la sottocultura è internet e tutto il resto è roba che riempie quegli spazi. Cioè la verità è che neanche il mainstream è più mainstream, e la dimostrazione la dà anche il fatto che appunto a Sanremo ci arrivano con la Pesce di Martino e finiscono per fare il tormentone, che è una roba proprio, cioè quegli spazi, quando lì c'erano i soldi veri, quegli spazi erano proprio chiusi a quel tipo di realtà, cioè erano inaffrontabili. C'era uno all'anno che veniva a cui veniva, diciamo, permesso di accedere al club Bilderberg, no, della musica italiana, cioè un after hours in mezzo a 25 Albano. Questa cosa poi è cambiata. Ok, certo, è vero, questo non ci avevo pensato, che una volta se facevi quarto a Sanremo e facevi il tormentone all'estate c'era poi un ritorno diverso anche dal punto di vista economico, e quindi quel tormentone doveva essere di quel mondo lì. Esatto. Certo, giusto, banalmente, come sempre, follow the money, come si suol dire. Senti, invece parlando con Laila Alabash, che salutiamo, lei diceva anche che un'altra questione è che adesso ci sono meno band e la gente sta più da sola. È vero? Cioè, hai riscontrato questa cosa? Beh, sì, è oggettivamente vero, perché comunque la musica adesso è diventata una faccenda privata, no? Perché comunque grazie ai software e al modo in cui si fanno i dischi, che spesso, cioè, si fanno a casa, se ci ragionate bene, negli ultimi anni i producer sono diventati più star degli artisti che producono. Cioè ti ricordi più Sick Luke di Wayne, della DPG, no? Ti faccio un esempio così. E prima invece te non lo sapevi proprio chi produceva un brano, chi faceva la base di un brano. Cioè, tipo, sapere chi è l'autore di ogni base di Sangue Misto, quale base è di Neffa, quale base è di Deda, non lo sai. Cioè, non si dava così spazio a questa cosa dei producer, come invece fortunatamente è successo. Però al tempo stesso devo dire che io sono abbastanza convinto che comunque è cioè è proprio la ciclicità della storia tipica, per cui alla fine suonare insieme ad altre persone, fare la band è la cosa più naturale del mondo, e quella cosa comunque tornerà, perché torna sempre. Non a caso, visto che noi comunque inseguiamo sempre un po', cioè in Inghilterra, negli Stati Uniti quest'anno sono entrati in classifica, ma nei primi posti, gruppi di rock alternativo che magari negli anni 90, cioè dove sì, i Nirvana magari arrivavano a vendere, ma una roba tipo gli Idols, che ora arrivano nella classifica inglese al primissimo posto, non succedeva. E adesso è successo perché comunque quel linguaggio, pur restando classico, si rinnova. E poi alla fine, una volta un musicista non italiano molto importante, chiacchierando di questa cosa, mi disse: comunque la sicurezza è che mentre io e te stiamo qua a parlare, c'è sicuramente in un quartiere un gruppetto che sta andando in sala prove o sta caricando un furgone, e anche uno solo magari, però
cioè quella cosa lì vuol dire che sopravviverà a ogni ciclo, cioè alla fine quello è il modo più semplice di fare questa cosa, perché ti porta ad avere un contatto con gli altri e a conoscere delle persone, e quindi per quanto la società intorno ci voglia più isolati possibile, e adesso poi è una necessità di salute, la natura umana porta ad incontrarsi. Quindi tornerò a sentire le chitarre, perché io ho avuto questo problema sentendo Sanremo. A un certo punto sono arrivati i Maneskin e io stavo a dire: mamma mia, ma sto pezzo spacca, oh, e che è? Ma che stanno a fare? E poi semplicemente non sentivo una chitarra elettrica da talmente tanto tempo, cioè non sentivo la musica rock da talmente tanto tempo, che l'ho risentito e ho detto: oh, e questi che stanno a fare? I Guns N' Roses? E invece era un pezzo, per carità, era il fottuto rock and roll. Era esatto, invece stanno facendo semplicemente del dannato rock and roll. E io sì, non sono più abituato, perché non lo sento più, non lo sento più dal vivo, e quindi stavo da ammazza quanto spaccano, e quindi non vedo l'ora di tornare a sentire dal vivo cose che poi suoneranno malissimo, perché tra l'altro questa è un'altra cosa che io ho sempre voluto dire, dico sempre a tutte le persone che hanno fatto parte di qualsiasi scena locale sporca, che io venivo dall'Aquila e quindi ero abituato a sentire la musica, cioè quando andavo a casa mettevo il disco degli Oasis, mi sentivo gli Oasis. I primi 50 concerti indie dove sono andato, io andavo là e non si sentiva un cazzo, non si distingue un suono, e poi la gente dice: oh, oggi è andata bene, oggi è andata male, e io stavo là zitto a dire: ma che cazzo dite, si è sentito solo rumore per tutti. Poi dopo 50 concerti ci fai l'orecchio e dici: ah, è vero, questo si sente bene, questo si sente male. Però l'impatto con la musica indipendente nei localetti è che tu vedi questo e stanno a fare e dici: ma che cazzo state facendo? Che poi, se ci pensi, è interessante anche il contrario, esatto, no? Perché per esempio faccio l'esempio di un gruppo che a me piace tantissimo sul disco, tipo gli XX, che per me sono proprio il gruppo perfetto per la generazione iPhone, cioè sono proprio la musica che ti ascolti con le cuffiette quando fai, diciamo, attività, cioè non sicuramente quando vai a correre, ma è proprio la musica da ascoltare in città mentre cammini, che hanno avuto un successo incredibile, e fin dal primo tour si sono ritrovati a suonare di fronte a platee da arena. Cioè io mi ricordo che li vidi in hype ad un Primavera Sound a Barcellona, suonavano alle 8 di sera, ci saranno state 15.000 persone solo ad aspettare loro arrivano e fanno questa musica iper minimal con i suonini, e ovviamente non funzionava, no? Perché c'è il contrario, cioè adesso esiste anche della musica che è proprio fatta per non essere eseguita live, per cui non è importante il live, e che ti dà il meglio quando te la senti da solo. Tipo io alla fine gli XX, perché mi piacciono, li ho visti 4 volte nella mia vita. Cioè, non c'è stata una volta in cui ho detto che bel concerto, ho sempre detto Madonna, però che palle, cioè nonostante mi piacciono, no? Perché è proprio musica fatta per non avere quello sfogo lì. Quindi è il contrario di quello che ti succedeva quando magari invece abituato ai dischi ti ritrovavi nei locali dove c'era sto delirio. E poi la cosa è che al delirio dei locali ti abituavi, perché si tratta solo poi di fare l'orecchio a dei suoni sporchi che escono male, dei 4 ragazzetti stanno cioè io una volta ho accompagnato i Jaggeris come manager, perché non c'era mica ad Ancona, e dovevo giustificare la mia presenza là perché mi pagavano la cena e l'albergo pure a me. Quindi ho detto: sono il manager, faccio anche da fonico, e mi sono messo là davanti, ma tipo sarà stato il 10° concerto che vedo in vita mia, e loro fanno: allora come si sente? Come si sente il basso? Dicevo: bene, come si sente la batteria? Bene. E poi non capivo niente, perché senti solo un muro di suono. Però effettivamente se poi vai a un botto di concerti così, poi cominci a distinguere le cose e cominci a vedere: ah, ok, si può suonare bene, si può suonare male, si possono far capire più cose e meno cose, mentre invece se fai musica solo da cuffie, poi non so se si traduce mai, cioè devi probabilmente cambiarla per tradurla in qualcosa di veramente coinvolgente dal vivo. No, in realtà per esempio un gruppo così avrebbe senso solo facendo concerti nei teatri con un pubblico ristretto, però che a quel punto è costretto a pagare il biglietto 300 euro, e quindi non ha senso lo stesso, no? Perché un gruppo che ha quel pubblico così, una mole così alta di pubblico, si trova a fare i conti con questa distopia, che è comunque, insomma, interessante. Poi sulle chitarre invece volevo dire questa cosa, che in realtà però io pure non vedo l'ora che tornino le chitarre, anche se sono uno che ascolta il nuovo, cioè che mi piace, ascolto di tutto da sempre, sono sempre stato un curioso, altrimenti non farei sto lavoro. Però ovviamente c'ho i capelli lunghi, cioè io si capisce un po' da dove arrivo,
E mi ha colpito in maniera un po' negativa il fatto che il ritorno delle chitarre in Italia venga associato a comunque una roba che è molto estetica. Cioè, se ci pensate, no, tutti i trapper di grande successo, penso Sfera Ebbasta, hanno ripreso quella roba, il mito della rockstar, l'estetica della rockstar, proprio Sex and Drugs e Rock and Roll, e Bling Bling, e gruppi del backstage. E i Maneskin in qualche modo sono proprio quell'idea di rock lì, cioè sono vestiti per essere quel rock lì, il glam rock che ritorna, mentre invece magari mi piacerebbe che si trovasse in questo paese spazio per cose un po' più irregolari. Appunto, prima dicevo Fontaines DC, Idols, io non sono un fan di quella roba perché comunque non parlano principalmente a me, però ne apprezzo l'angolarità, cioè ne apprezzo il fatto che sono cose molto personali, anche molto particolari, che però rappresentano secondo me bene il presente del posto da cui proviene quella musica, quindi il presente di Dublino o di Bristol, cioè i posti da cui vengono quei gruppi, mentre invece i Maneskin mi sembra un po' il ritorno dell'estetica rock, che in realtà forse meno male ce l'eravamo un po' lasciato alle spalle. Non se ne poteva più di quest'uomo con i capelli lunghi. Sono contento che l'hai detto tu. Adesso dei rocker calvi, io aspetto questo. O ti dico una follia, delle rocker, via, l'ho detto. Siamo pazzi, delle rocker calve. Beh, c'è una rocker che si chiama Anna Calvi, comunque. Adoro, già la mia preferita, va bene, allora siamo arrivati a un momento inesorabile di questo podcast, perché non so se sai che in teoria è il podcast della legalizzazione, quindi io chiedevo a ogni ospite cosa ne pensasse della legalizzazione, ma questa domanda aveva smesso di darmi soddisfazione, perché tutti quanti rispondevano più o meno la stessa cosa, forse persino Mario Draghi risponderebbe la stessa cosa, speriamo bene. Quindi la domanda che ho iniziato a fare è: che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana lavorando tu con artisti, se vedendo gente che fa musica e che fa uso di marijuana, se tu diresti no, ok, fatti le canne e scrivi, o no, che rapporto hai con la marijuana, se ce l'hai? Allora, io saluto mia mamma e mio papà che secondo me stanno guardando, e quindi adesso non solo loro, ma anche i 76 poliziotti con cui hai condiviso. Salutiamoli, sì. Certamente. Ho un buon rapporto, diciamo, non una frequentazione assidua, ma abbastanza continuativa. Ovviamente i musicisti, sì, cioè, è strano, cioè come tutte le cose, ovviamente arrivi a un certo punto in cui anche quella cosa lì smette di darti quella creatività che ti dava e magari comincia a darti più un altro tipo di problemi, no? L'ansia, le paranoie, è inutile che ne parliamo, tanto so che è una cosa di cui siamo tutti a conoscenza. Però effettivamente poi ognuno è diverso in realtà. A me è capitato di sentirmi dire da artisti che magari fanno tutto da fatti tranne che la musica, o gente che invece ha proprio bisogno di essere scientificamente sobrio e scrivere come se fosse proprio al lavoro, no? E gente invece per cui quella cosa lì sblocca la creatività, aiuta a liberarsi. Quindi è un discorso insomma abbastanza complesso, come poi secondo me riguarda ogni droga, cioè di ogni droga dipende l'uso, questo è proprio il luogo comune alla grande, l'uso e l'abuso che ne si fa, e ogni droga può essere funzionale ad uno scopo e lesiva, molto lesiva per un altro scopo, no? Quindi è tutta poi una questione di bilanciamento. A tintoria mi piace dire che non è la droga che ti fa, sei tu che fai la droga, perché poi cambia, cioè se la sostanza è sempre la stessa ma l'effetto è diverso da persona a persona, forse siamo noi che sbagliamo la povera droga che si stava facendo i fatti suoi e non ne voleva sapere, niente. Vabbè, ma se ci pensi siamo tutti, cioè comunque la società ci vuole impicciati, tra virgolette, con questi agenti esterni, no? Cioè abbiamo tutti bisogno di qualcosa, che sia acquistare stampe di quadri per calmarsi,
tipo stampe online. Io ho avuto sta fase cioè, cominciavo a comprare tutte stampe, cose, non ho più spazio, ho un sacco di stampe che non so dove appendere perché ero impazzito così durante il primo lockdown. Oppure gente che c'ha bisogno di correre, che se non corre non per una ragione fisica, per una ragione mentale, proprio gli si blocca tutto il processo sia creativo ma proprio decisionale della sua vita. Io pure, cioè, da un po' di mesi sono diventato un drogato della bicicletta, cioè ti succedono queste cose perché hai bisogno, secondo me, di avere degli aiuti esterni che permettano alla tua mente, diciamo, di staccare dalla vita che poi facciamo, magari dal lavoro che facciamo, che comunque nel mio caso, non so, è un bel lavoro, però è un lavoro che letteralmente non ha, cioè invade la mia vita in maniera quasi totale e ogni tanto ho bisogno di sacche di protezione in cui sono solo. Ecco. Certo, è vero, è verissimo. Cioè, alla fine è il classico discorso anche sugli psicofarmaci, no? È uguale, cioè per me vabbè, racconto sta cosa perché è divertente, anche no in realtà, però prima tra l'altro ti avevo scritto, parliamo di psoriasi. Praticamente io l'anno scorso mi sono beccato un'infezione, una roba strana, faccio questa operazione a gennaio, pre-Covid, e mi ricordo che il giorno dopo l'operazione dico: ma quando mi fate uscire? Era gennaio, fine gennaio, mi dicono presto perché ci stanno le infezioni. Quindi già cominciavo a serpeggiare tra gli addetti ai lavori una strana voce. Come reazione praticamente a questa operazione, perché mi hanno dato dei farmaci sbagliati e tutto quanto, mi è esplosa una psoriasi violentissima. Io mi ricordo che vado a farmi sta visita che era tipo il 7 marzo, quindi prima, 2 giorni prima che chiudessero tutto, e mi dicono purtroppo questa cosa si alimenta con l'ansia. E dico, beh certo, c'è stata una pandemia globale, la mia quarantena è cominciata a fine gennaio perché dopo che mi hanno operato sono dovuto stare 20 giorni a casa. Il giorno in cui potevo riuscire, riparte tutto sto delirio, è strano che io abbia l'ansia. Però ad un certo punto mi dicono: guarda, al di là delle medicine che devi prendere per curare questa cosa, essendo una malattia cronica, ti consigliamo di accompagnare le cure con lo Xanax. E io dico: guarda, io non vorrei, è tutta la vita che evito gli psicofarmaci. Oppure puoi iscrivere a questa associazione perché avendo una malattia cronica puoi avere diritto alla marijuana curativa. Quindi addirittura viene equiparata allo Xanax su alcuni casi. Cioè sta roba secondo me è interessante perché una è una medicina che compri in farmacia e l'altra è la droga. Ma quindi si può usare, cioè in Italia? Sì, te la possono prescrivere, in alcuni casi te la prescrivono, poi c'è tutta la problematica che ce n'è poca perché deve essere quella prodotta da loro e ne producono poca, quindi c'è un botto di gente che ha bisogno di farmaci a base di THC o proprio del THC che non riesce ad averla, quindi se lo ordina dall'Olanda, che è una cosa mezza illegale. Ci sono tutte persone con problemi cronici, gente che sta sulla sedia a rotelle perché ha proprio delle disabilità fisiche e mentali per cui ne avrebbe bisogno, e quello è tutto un aspetto della legalizzazione di cui tra l'altro non si parla quasi mai, però ci sono proprio persone che ne hanno bisogno e non hanno accesso, perché è droga. Esatto. Poi c'è da dire che un grande colpo di coda di queste ultime settimane è stato il governatore dello stato di New York, Cuomo, che essendo implicato in un caso di molestie sessuali, per distogliere l'attenzione ha legalizzato la marijuana per scopi creativi a New York. Peccato che in Italia non basta, cioè figurati, questi scandali in Italia se li sciacquano via, non legalizzano l'erba neanche se... Capito? Poteva essere una scusa. Sì, no, purtroppo non sono questi gli scandali che faranno legalizzare la droga in Italia. Vediamo che adesso ha messo la ministra, non mi ricordo il nome, Draghi, insomma grande scandalo perché adesso si dice adesso forse legalizzeranno l'erba. Speriamo che sia vero. Senti, tra l'altro ci chiedono quanto costa l'erba legale, non so se poi l'hai presa, cioè l'erba legale, l'erba da farmacia, e se è buona. No, non l'ho ancora presa perché appunto è complicato, cioè alla fine c'è tutta un'altra fila di chiamare associazione, che poi sono quelle tra l'altro dei radicali, che sono le stesse associazioni che si occupano del fine vita, il che è interessante anche. Infatti metti che ti sbagli, arriva cappato a casa. Emiliano, andiamo, no. Tu sei quello depresso, vieni con me. Così il problema dell'ansia si risolve subito, esatto. Capite? Lui in un colpo solo e via così. Non ho ancora visto, però avevo visto costo non eccessivamente alto e dicono qualità ottima. Vedi. Questo effettivamente lo dicono, e io chiaramente avevo seguito un po' le cose perché la prima volta che si iniziava a produrre proprio erba, i militari iniziarono
a produrre erba, poi dicevano invece che il primo carico era venuto male, però dicono essere molto buona, perché io ho anche un paio di amici che si sono fatti fare la prescrizione a umma e si piano l'erba, togliendola a persone che veramente ne necessitano. Però questo succede se non si legalizza. Infatti. Esatto. E quindi ministro Fabiana Dadone, andiamo a legalizzare. Ma è che a noi piace sostenere la mafia, no? Cioè c'è una cosa che ci piace fare in Italia. Se c'è è tipo Kickstarter, è Kickstarter della mafia quello, mica glielo puoi togliere così. No, è vero, chiaramente quella è proprio la base, cioè quelle sono le fondamenta su cui si costruisce un impero, il più importante impero economico in Italia, quindi figuriamoci, non glielo toglieremo mai. È arrivato il momento della domanda di Stefano Rapone, che potrebbe cadere nel vuoto, ma non lo so, per questioni anagrafiche. Io intanto vado a prendere le domande dal pubblico, però non presumiamo nulla. Stefano, prego. Vabbè, io faccio sempre una domanda su Dragon Ball, però tu non so se sei di quell'epoca, secondo me sei più grande. Sono più grande, anche se infatti mi ero preparato questa cosa, perché sono più grande, però in realtà il mio vero ricordo su Dragon Ball è uno solo. C'avevo un amico più grande di me ancora, che era fissato di Dragon Ball, ma soprattutto che chiamava la fidanzata sua dell'epoca Majin Buu. E io non avevo mai visto Dragon Ball, quindi non sapevo com'era Majin Buu. Quando poi l'ho visto ho pensato, ma povera Crista, peraltro una ragazza carina, però lui la chiamava Majin Buu. Ma perché cioè somigliava? No, in realtà lui, cioè, quando si arrabbiava nell'atto d'ira poteva somigliare. Forse all'ultimo Majin Buu, perché era piccolissimo. Esatto. Tra l'altro lo conosci anche tu, Daniele, questa persona. Vedi, allora poi fuori mi dici chi è. Oramai sono impazzito, mi sto mutando. No, non c'era ancora il Majin Buu piccolo comunque. Ok. Era quello iniziale. Sì. È quello esatto, come si può dire, curvi. Però io mi sono No, curvi sicuro su Twitch non si può dire. Non si può dire. Guarda, però così a naso non si può dire. Vabbè, ma io essendo curvi lo posso dire, no? Allora, come autorappresentazione. Allora va bene. Comunque la cosa interessante, quindi io mi sono approcciato a vedere Dragon Ball perché mi ricordo che facevamo ste robe dove andavamo a casa al lago a 20 anni tutti insieme, ovviamente a fare le cose che prima la banda della polizia ha detto che non potevamo fare, 2 o 3 giorni così, e c'era lui che costantemente chiamava sta ragazza Magi, quindi io sono andato a vedere Majin Buu perché ormai è diventata una gag prendere per il culo lui, lo saluto, per questa cosa di Majin Buu. Bellissimo. Quindi qual è il tuo personaggio preferito o quello in cui ti identifichi? Questa è appunto una domanda a cui non so rispondere. Forse Majin Buu. A questo punto devo dire Majin Buu. Che comunque è un bellissimo personaggio, molto simpatico, infatti, e anche fortissimo. Esatto. Molto sottovalutato quante volte. Va bene, faccio un po' di domande da Instagram del pubblico che vogliono sapere la soddisfazione più inaspettata, cioè che tipo qual è stata la volta che dici ok, famo sta roba qui e poi è esplosa, e anche il contrario, cioè qual è una roba e dici minchia questa è una bomba atomica, e poi invece il seguito, il follow up è stato un po' più scrauso. Allora, vabbè, devo dire che soddisfazione inaspettata questa di sto mese qua è stata veramente assurdo, cioè l'idea di avere un brano al primo posto della classifica per un mese intero è follia pura per quanto mi riguarda, cioè io passo la vita a dire che non credo nelle classifiche e che penso siano un sistema da riformare, lo penso ancora, però devo dire che poi quando sta in cima dicevo sai che c'è. Sì, anche se comunque, capito, io ce l'ho problemi con questa cosa, tipo tutti i dischi d'oro e di platino che abbiamo fatto ce li ho tutti tipo dentro quasi ve le farei vedere, perché ti danno delle targhette, no? E poi tu devi fare il disco di platino. Io ho tutte queste targhette dentro delle buste di quelle per spedire le cose e mai fatte mai appese. In che senso devi farti fare il disco di platino? Mi spieghi questa cosa del disco di platino? Aspetta un attimo. Spiega perché è molto strano come funziona il processo. Aspetta, vediamo se riesco ad avere un aiuto. Aspetta, Giulia, perché mi porti quelle buste con le targhette della FIMI che sono là? C'è una storia strana cioè loro ti danno solo la targhetta, però poi mi sa che devi pagare tu. Segui il mio dito, eccole. L'oro e il platino devi pagare. Esatto. Una, basta una. Cioè devi mettere tu l'oro e il platino. Ringraziamo la regia e salutiamo anche. Esatto. Grazie Giulia. Grazie Giulia. Allora,
quando un gruppo fa disco di platino o disco d'oro, in realtà il disco stampato, quella cosa lì, la fa fare la casa discografica. Tu hai però delle targhette d'oro o di platino che sono placcate, che ordini dal sito della FIMI, che paghi e poi devi farle incorniciare. Io, siccome sono per l'understatement, ne prendo uno a caso, invece di farle incorniciare, non lo so. Ok. Così. Salutiamo Cosmo. Li tengo così. Quindi il disco di platino è un disco vero con quella canzone che ti fai tu, però tipo le coppe che tu compri al negozio di coppe. Esatto. In realtà il disco di platino è questo, cioè la vera cosa che conta è questa. Okay. Questa qua, che te la dà solo la FIMI, bollinata, tutto il resto è inutile swag. Senti, ma che poi, scusa, il disco d'oro ormai è una cosa, cioè sembra, ammazza, ho vinto un disco d'oro, però alla fine è come un secondo posto alla fine. No, ma poi adesso come funziona? Perché prima era tu fisicamente vendevi un tot di dischi e ti davano il disco d'oro, adesso come funziona? No, adesso vabbè, ogni anno vengono alzate le soglie, perché c'è stato quel momento in cui praticamente con 2 milioni di streaming facevi il disco d'oro, che era l'equivalente di 25.000 copie, e cioè Sfera Ebbasta faceva un disco d'oro al minuto, e chi per lui, per cui hanno alzato le soglie, adesso sono intorno, se non mi ricordo male, ai 8-9 milioni di stream, lo fai. Fai conto che allora ogni 1500 streaming è un disco venduto. Quindi adesso disco d'oro sono 35, corrispondono a 35.000 copie vendute, platino sono 70.000 copie vendute. Okay. Senti, ma invece mi spiego una cosa, adesso che la distribuzione pure economica agli artisti è cambiata, nel senso con le piattaforme streaming, come funziona? Cioè Spotify, tu fai 2 milioni di ascolti sul tuo singolo, quanto ti paga e chi paga? Cioè cosa succede? Allora, è interessante sta cosa, perché solo l'industria della musica poteva scegliere come alfa e omega, diciamo, del suo business la cosa che paga meno tutti, perché poi di base è questo, no? Tant'è che solamente in Italia, no, non solamente in Italia, in molti paesi del mondo Spotify è stato superato, sicuramente negli Stati Uniti e in Inghilterra, da Apple Music, che è accessibile solo a pagamento e che paga delle royalties più alte per i musicisti. Però in Italia stiamo parlando di ad ascolto sono 0,9 centesimi che vengono divisi dal distributore digitale, che si tiene la sua percentuale, all'etichetta che si tiene la sua percentuale, e che alla fine arriva all'artista. Di fatto, guarda, era una cosa che volevamo fare, poi abbiamo capito che era di cattivo gusto, ma per un po' abbiamo coltivato l'idea di annunciare il disco di platino di Colapesce e Di Martino scrivendo quanti soldi, disco di platino in 15 giorni, tipo AKA 2400, la cifra la sto dicendo a caso, il conto non l'ho fatto, però contare a quanto pochi soldi corrispondono effettivamente 70.000 copie vendute. Rispetto a quando vendevi 70.000 copie e erano tanti soldi. Ci sono artisti della musica italiana storica che si sono comprati palazzi a Trastevere, insomma, vendendo le loro belle copie. Certo, e quindi dici l'industria musicale ha detto ok, noi adesso siamo questo format, adesso noi cambiamo, ci digitalizziamo e riusciamo a pagare meno tutti. Cioè, allora, no, il mercato del lavoro funziona in generale. In realtà non è così, in realtà, perché c'è stato il momento dell'esplosione di Napster e della pirateria digitale, in cui praticamente l'industria discografica si è ritrovata a non fatturare più niente, cioè ad avere crolli quasi del 60-70% con l'esplosione del download illegale. Però invece di utilizzare il sistema della musica digitale per trarre del profitto, si mise a fare guerra agli utenti. Cioè la grande industria discografica si mise a fare proprio guerra. Vi ricordate quando ti dicevano ti vengono a casa, ti fanno la multa? Cioè proprio quelle robe lì, no? I Metallica che accusano i fan per via di Napster e li portano in tribunale. Stava succedendo esattamente questa cosa. E poi è arrivato un tizio che doveva vendere un elettrodomestico, cioè Steve Jobs, che ha detto minchia, ma potremmo fare un cosino dove tu metti dentro la musica e la facciamo scaricare dal nostro sistema ad €1 a brano, e si è inventato, diciamo, iTunes e l'iPod e tutto quanto. È lì che l'industria discografica ha detto cavolo, ma quindi ci si potevano fare i soldi con sta cosa. Però gli è dovuta arrivare da qualcun altro, no? In un altro modo, perché loro veramente stavano cercando proprio di arginare il mare come può uno scoglio, come dice il poeta, cioè.
e quindi hanno passato gran parte del tempo, invece di inseguire la digitalizzazione, a combatterla. Poi è successo che sono arrivati tutti i sistemi di streaming, che ormai il mondo era devastato e potevano ricostruire. In realtà, per dire, leggevo un'intervista ad uno che ho visto che qua dicono che mi somiglia, cioè Dave Grohl ha litigato per un sacco di... ha litigato con Taylor Swift, che è stata la prima a dire: il mio disco non esce su Spotify, esce solo su Apple perché dà le royalties più alte per un po', e esce solo in fisico. E quel disco, quell'anno lì, fu l'unico disco a superare il 1 milione di copie in America grazie a questo trick. Però le scrisse questa lettera molto discussa e Dave Grohl le inviò la risposta in cui un po' mi ritrovo, in cui lui diceva: guarda, sono d'accordo, però per me i soldi che ci devono arrivare da Spotify non sono soldi in meno, sono soldi in più, perché permettono alla musica di girare di più. Sono i soldi delle cassette che ci facevamo da ragazzini per sentirci gruppi punk. E diceva: ed è grazie al passaparola globale di Spotify che il mio gruppo fa lo stadio di Wembley sold out, e prima non lo faceva. Cioè il suo ragionamento era: quindi devi capire, ed ovviamente gli artisti guadagnano molto di più dai live, quando c'erano i live. Vediamo adesso, adesso va molto l'onda, va molto la cosa dei firmacopie, ma letteralmente la gente comprava il disco per avere un selfie, cioè tu vendevi selfie, non vendevi dischi. Quindi il sistema è un sistema che comunque è in continuo cambiamento, però io non faccio la guerra appunto a Spotify, ai sistemi di streaming, anzi penso che da quando esiste questa cosa io la musica non la scarico più a scrocco, e prima la facevo pure io, cioè è inutile che... Certo, è chiaro. È inutile negarlo. Cioè, adesso anzi è molto stimolante il fatto che se sei curioso hai a portata di click tutta la musica che ti interessa, cioè puoi passare da John Coltrane a una roba nuova di elettronica. Io tipo sto in fissa da mesi con 2 gruppi coreani che se non c'era lo streaming col cavolo che me li sentivo. Cioè, certo. Effettivamente. Che è successo? Io ho il problema. Che succede? Si sta bloccando, ci sta lasciando. No, esatto. No, non mi sentite? Ci siamo? Ora sì, adesso sì. Eccomi, mi ero frizzato. Madonna rapone, mi stai a mandare gli hacker a casa. Comunque sei una cosa veramente indegna. Dicevo, io ho il problema che Spotify invece, mandandomi le cose, il tuo 2020 in musica a rotazione, e poi vanno sempre quella rotazione, quindi io sento le stesse 80 canzoni come se avessi un piccolo iPod caricato con solo 80 canzoni. Comunque vado avanti con... ecco, invece qualcosa che dici, dai, questa cosa andrà una bomba, o comunque sia andrà X e invece è andato Y, dove Y minore di X? Continuamente in realtà, cioè, in realtà sono più le volte così, e poi in generale sono anche le cose che io mi ricordo di più e che vivo con maggiore trasporto, perché in realtà l'abbiamo detto un po' prima, ma quando scommetti su una cosa alla fine ti affidi completamente alla decisione del pubblico, e tu puoi avere tutte le strategie di marketing che vuoi, tutte le idee del mondo, fare i video come ti pare, però in realtà se arriva o non arriva lo decide il pubblico, proprio senza se senza ma, e questa cosa è ingovernabile, completamente ingovernabile. E quindi tante volte, se posso trovare 2 estremi, sicuramente anche tipo aver fatto in un momento in cui appunto tutti si buttavano sull'urban e andava forte l'hip hop, avere investito su un progetto come Andrea Laszlo e Simone e ritrovarlo a fine 2020 artista più passato nelle radio in Francia, un artista italiano di Torino che fa quella musica lì in quel modo, per me è stata proprio, cioè forse vale più di Sanremo, ecco, anzi sicuramente, perché è incredibile. Cose che pensavo questi spaccano, e poi si guarda i Criminal Jokers, il gruppo che poi da cui è uscito Francesco Motta, facemmo sto primo disco in italiano che secondo me doveva spaccare tutto e non andò. Poi Motta è diventato Motta, quindi evidentemente non avevamo così sbagliato. Lo stesso primo disco di Cosmo andò una merda. Cioè, infatti la differenza secondo me tra l'indipendente e la major è che magari l'indipendente non scarica i gruppi dopo un disco che va male, ma se io credo in una cosa poi continuo a portarmela avanti quella cosa lì, no? Per me il disco dei Lago era un disco bellissimo, il disco degli Shout del 2009 era un disco bellissimo, certo. Cioè ogni volta è così, ogni volta è così. Poi appunto, cioè, come tutte le mamme,
cioè alla fine al figlio zoppo è quello che ami di più, no? Cioè, c'è anche questa cosa. Cioè, io vorrei che tutto il mondo scoprisse. Guarda, è da un po' di tempo che ho un'idea, cioè, la dico perché non lo farò mai, quindi se qualcuno se la vuole rubare e farla con la sua etichetta, se mi state ascoltando, fatela volentieri. Cioè, intanto dico, sarebbe figo fare un podcast dove io faccio ascoltare un disco che è stato male, che è andato male, cioè che è stato male. No, dove racconto proprio tipo i grandi insuccessi di 42 Records. Sì. E parlo della storia di quel disco che secondo me è bello, che però è andato male, lo faccio ascoltare, fallo, tanto racconto cosa era successo. Fai in 10 puntate, fai un blocco unico, poi tanto il podcast sì. già l'hai fatto, hai pure fatto, com'è che si chiamava il podcast questo qua? Extra. Molto bello, super ospiti, super puntate, tra l'altro andatevelo a sentire, veramente. Ci sarà una seconda edizione che si farà solo se il giocatore della Roma che sta cercando di convincere a parteciperà. Ah, madonna. Giocatore attuale della Roma? No, allora lo so chi è, allora lo so. Può essere uno solo. Secondo me è Aldair. Esatto. Può essere uno solo, allora. No spoiler. Ecco fatto, di nuovo. Si è frizzato di nuovo Daniele. Siamo rimasti noi due, di nuovo. Possiamo riparlare di Dragon Ball finalmente. È tornato. Sono tornato. No, va bene, sono tornato giusto in tempo per chiudere la puntata. Ti stavo per fare la domanda, ma a te piace la musica? Perché eri in difficoltà, hai parlato talmente tanto che esatto. No, mi piacciono gli oggetti, però non li ascolto. Mi piacciono i dischi proprio solo da avere, così. Sì, che sono una cosa che... No, sono belli gli oggetti, a me piacciono molto gli oggetti, cioè anche avere, che ne so, delle cose che ormai puoi avere in formato digitale, però averci proprio l'oggetto in mano, comunque è bello, no? Guarda, io sto ancora in quella fase per cui tipo, cioè è ovvio che le cose me le ascolto principalmente in digitale, però se un disco che ascolto tanto in digitale, fino a che poi non lo compro è come se non mi piacesse davvero. Cioè, non lo so, c'ho questa strana regola mentale per cui, cioè comunque penso che se ascolto il tuo disco 20 volte su Spotify o anche 5 volte, forse i soldi è giusto che te li dia. Cioè, ancora ragiono così. Ok, beh, è un ragionamento molto nobile che io, per esempio, non faccio quasi mai. Ma non faccio neanche sulla stand-up. Io sulla stand-up un po' lo faccio, tipo c'ho dei... Cioè, anche se c'è un po' di Stuart Lee, sì. Possiamo comprare pure l'ultimo di Louis C.K. in effetti. Sì, io se solo la cosa in digitale, poi comunque è bello averci anche la cosa fisica, anche se poi non te la vedi. Io ho anche delle robe che ho comprato, mi hanno mandato il file in digitale, quindi l'ho visto in digitale e poi c'ho la cosa, cioè l'oggetto così, però sta là, non l'ho mai, manco so se c'è sta veramente dentro la cosa che ho comprato, però... Comunque l'ultimo di Louis C.K. io lo volevo comprare, però mi sentivo molto in colpa per tutte le ragioni che sappiamo, tra cui peraltro una delle ragioni che io, come voi, sono andato a vedere lo spettacolo sentendomi insomma anche molto letteralmente vivendo questa cosa con senso di colpa, cioè un artista alla mia etichetta molto femminista quasi voleva cambiare etichetta perché io sono andato a vedere questo spettacolo e non dico la mia situazione casalinga che cioè comunque certo. Che in realtà non è vero, non ha fatto storia, si sta offendendo perché ho detto questa cosa però non è vero, però sono addirittura usciti articoli tipo di dissing dove dicevano, senza nominarmi, che io ero andato tipo di nascosto dallo a vedere lo spettacolo di Louis C.K. e chissà cosa dice, sì, perché io sono uscito di casa, ho detto alla mia ragazza che vado a comprare le sigarette, in realtà sono andato a Milano a vedere Louis C.K. ma senza farlo sapere lei, che perché lei scrive libri cioè è molto politicizzata e quindi certo, di nascosto, i famosi spettacoli di nascosto. Esatto. E perché tu facevi un'altra. Comunque io mi sentivo in colpa per quello spettacolo e ho detto no, lo voglio comprare, lo compro. Alla fine una mia amica mi scrive lo vuoi il link per lo spettacolo di Louis C.K.? Quindi me lo sono fatto dare e poi l'ho mandato a tutti. È brutto da dirlo, però l'ho fatto, è una rivendicazione femminista. Bravo, questo è un ottimo approccio. Invece io come rivendicazione maschilista l'ho comprato. Io l'ho comprato pure. Io l'ho comprato perché comunque... E comunque ho rivisto... È uno dei miei comici preferiti. Ho rivisto veramente dei pezzi su YouTube, comunque è una figata, cioè veramente fatto bene. Poi... Sì. Ma tra l'altro secondo me lo speciale che è uscito è poi meglio di quello che abbiamo visto noi. Sì.
Sì. Cioè che lì era ancora da rodare in Italia, per farti capire quanto era grezzo, lo stava a fare in Italia, pensa. Esatto. Esatto, e lì c'erano state delle cose che comunque, cioè non lo so, mi aveva fatto strano il pubblico da adorazione tipo stadio, qualsiasi battuta la più semplice, delirio, cioè trovavo un culto della personalità veramente eccessivo, perché mi sembrava veramente che il senso era: guardate come siamo qua noi, che siamo più woke dei woke, che possiamo venire a vedere sta cosa e ce ne sbattiamo delle vostre... Quella cosa mi è stata sul cazzo, lì mi sono sentito un po' in colpa. Sì, quello è un po' un problema pure del pubblico, infatti lui a un certo punto a Milano ha detto accannate con gli applausi, perché sennò dura 4 ore lo spettacolo, perché poi non abituato al pubblico del stand-up italiano che applaude, mentre America non applaude, a un certo punto ha detto vabbè, sì, lì era assurdo, c'erano proprio risate e applausi prima delle punchline, cioè comunque è stata un'esperienza surreale. Pubblico televisivo, da pomeriggio televisivo. Sì, è stato un po' provinciale, quello è stato effettivamente. Ma perché non lo so, questi siamo un paese. Io ho proprio vissuto da parte poi di alcuni che proprio l'hanno raccontato, appunto sono usciti 700 articoli quel giorno, il giorno dopo, proprio questa cosa di guarda come siamo fighi noi che ce ne fottiamo del politicamente corretto. E a quel punto ho detto dovevo stare a casa. Poi in realtà ho detto no, sti cazzi, ho visto che dal vivo. Esatto. Cioè, io alla fine l'ho approcciata come uno dei miei comici preferiti che viene in Italia e lo vado a vedere, e poi non smetto di interrogarmi se ha sbagliato come uomo, però come comico non ha mai sbagliato niente. Ma poi per noi è anche proprio, immagino, cioè poi voi che questa cosa la fate, è proprio anche andare a vedere, cioè uno che la fa a quel livello, perché vedendolo dal vivo, cioè la stand-up va vista dal vivo, non ci sono casi. Cioè è lì che capisci se le cose funzionano o no. Però l'avevo trovato un po' greve a buffo, per niente introspettivo. Cioè, in quello spettacolo avevo pensato mancassero le cose che mi piacciono della sua comicità. Poi nello speciale invece ho ritrovato tutto, quindi... Sì, diciamo che secondo me negli spettacoli dal vivo, ritrovandosi lui adesso a provare negli spettacoli interi in giro per l'Europa, perché adesso un po' di più, ma prima non aveva più accesso ai locali newyorkesi, americani, dove provava di solito. Magari lui in mezzo allo spettacolo c'era 5 minuti di materiale, provati là, cioè tipo sto a Milano, sti cazzi, fammi provare sti 5 minuti, boom boom boom, e poi andava avanti. Poi da vederlo comunque è uno spettacolo, è un privilegio, però sì, non è lo spettacolo su Netflix fatto e finito a cui eravamo abituati, o su YouTube, perché io quando ho cominciato a vedere la stand-up, col cazzo. Io pure, YouTube e Subsita che ci salvava la vita, diciamo. Esattamente. Va bene, dobbiamo chiudere perché devo andare a cucinare e ho un'altra call tra poco, quindi mi dispiace che questa puntata finire qui. Emiliano, tu sei a Roma, quindi non ti dico quando verrai a Roma, ma quando si potrà fare rifaremo. Vengo a firmare. E vieni a firmare. Comunque sono contento perché ho fatto tutto per saltare le domande di Instagram, capito? Vabbè, però alla fine te ne sei beccate un paio, alla fine di solito ne seleziono un po'. Nessuno aveva chiesto quando esce il prossimo album dei Cani. Che è strano, perché quella è la domanda. 000 domande. Vabbè, vi dico questa: una volta arrivo a Mestre, scendo dalla stazione, si avvicina un pischello e mi fa: scusa, quando esce il disco di Contessa? Io a Mestre. Quel ragazzo oggi è Tommaso Fava. Era Fava, esatto. Va bene. Tommaso Fauro, star di un video 42 Records. Tra l'altro, incredibile. Posso dire che l'abbiamo scoperto noi. Esatto, portato Fauro in televisione. Emiliano, grazie mille. Grazie a voi. Grazie Stefano, anche a te. Grazie a voi. Ciao grazie. A tutte, ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.